Buonasera a tutti, oggi è giovedì 12 settembre e con oggi sono esattamente 112 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante ormeggiata nel porto di Trieste. Ecco, arrivati a questo punto, l'unica cosa che in questo momento a me interessa è che sia realizzato quel famoso tavolo tecnico che doveva essere fatto prima del Natale 2018. Un tavolo tecnico che, come sapete, doveva servire a chiudere definitivamente la questione Voce della Luna attraverso una proposta che aveva fatto proprio il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, dove appunto lui paventava l'ipotesi di una location alternativa per compensare la grave perdita che avevo subito io con la mia impresa a causa proprio di questa amministrazione comunale. E si era trovato, anzi il sindaco proprio Roberto Di Piazza aveva trovato e proposto una location alternativa per appunto compensare a questa grave perdita. E come molti di voi sapranno e avranno capito, io ho perso a causa della inerzia, incompetenza, furberie, ma credo anche a questo punto capire che cosa abbia portato alla distruzione la mia impresa non ha più senso. Di sicuro la responsabilità è di questo comune e di questa amministrazione, questo ormai è acclarato. Tant'è vero che il sindaco aveva proposto questa location alternativa per compensare questa perdita. Di cui era a conoscenza anche l'ex prefetto Anna Paola Porzio, il sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri Zoccano, il suo assistente l'architetto Battistoni e il presidente della regione Fedriga. Questo era il tavolo che doveva essere fatto e che non è mai stato fatto a causa sempre del nostro amato sindaco Roberto Di Piazza, che a un certo punto misteriosamente è sparito e si negava, nonostante che ci fosse l'invito continuo e costante da parte di tutti, della prefettura, della questura, del governo, a adempiere ai suoi impegni con il sottoscritto. Il sindaco Roberto Di Piazza continuava a far finta di niente e a pulirsi le scarpe sulla testa di tutti, del governo, della prefettura, della questura, e se n'è fregato fino a esasperare a tal punto questa vicenda da costringermi a me a salire su questa gru e mettere a rischio la mia vita. Ecco, io a questo punto è ovvio che non mi interessa neanche più avere un incontro faccia a faccia, pubblico, non pubblico, Tele4, non Tele4, poi Tele4 ormai abbiamo capito si è rivelata completamente per quello che è, cioè ormai abbiamo capito che sono grandi amici con il sindaco Roberto Di Piazza, perché comunque questo non ha importanza. Cioè, quello che è importante è la concretezza di quello che sarà fatto, e quello che chiedo semplicemente è che venga istituito con urgenza da parte del nostro prefetto attuale Valerio Valenti un tavolo tecnico come quello appunto che doveva essere fatto prima del Natale 2018 per risolvere concretamente, definitivamente, pacificamente la questione Voce della Luna. Tutto qui. Questa è l'unica cosa che mi interessa ed è l'unica cosa che farà sì che io scenda da questa gru. Se così non sarà, ovviamente io andrò avanti d'oltranza e poi insomma ognuno si prenderà le responsabilità di quello che hanno fatto e detto. E credo che tutti gli organi istituzionali di questa città siano
stati largamente e anticipatamente informati di tutto, per cui nessuno potrà mai dire non avevamo capito, non lo sapevamo. Tutti sapevano e tutti erano al corrente di quello che aveva detto e fatto questo sindaco con il sottoscritto e i gravi danni che aveva fatto già dal 2010 fino a oggi, fino ad arrivare a oggi sulla Ursus. Ecco, questa storia è pazzesca, è allucinante quello che sono stati capaci di fare sotto gli occhi di un'intera città. Io vado avanti perché ormai mi hanno portato via tutto, mi hanno portato via la mia impresa, il mio lavoro, i miei sogni, la mia casa, non ho più niente da perdere, vado avanti, vado avanti. Io penso che sia da pazzi scellerati mettere nelle condizioni di non avere più niente da perdere il tessuto sociale e produttivo del paese, gente come me, gente pacifica che ha lavorato una vita in questa città, in questo paese, onestamente sotto gli occhi di tutti, sono riusciti a fare persino questo. Non so dove vogliono arrivare a questo punto, penso che veramente questa vicenda sta assumendo ogni giorno che passa toni sempre più agghiaccianti e surreali, ma non solo per il sottoscritto, ma penso per tutti quanti, per tutti quelli che stanno assistendo, perché ormai a meno che uno non faccia parte così della cricca, cioè, tutti gli altri si rendono conto che è abominevole quello che stanno facendo, è semplicemente abominevole, immorale, disgustoso, non ci sono parole per descrivere quello che sta avvenendo su questo gru. E, niente, io vado avanti e sono pronto anche a farmi ammazzare, cioè proprio ormai mi hanno portato via tutto e io qui sono e qui resto, è ovvio, dopo 112 giorni va da sé che devo andare avanti fino alla fine, fino alla morte combatterò per i miei diritti e per la mia vita. Buona serata a tutti.